cacciatore. Un cacciatore tanto intelligente ed abile che rappresenta per l'intera comunità umana uno dei nemici più temuti. Oh! Fabietto! Il suo verso, il suono dell'ignoto. Eppure l'Homo stupefacentis ci è più familiare di quanto possiamo immaginare. Caratteristiche che noi apprezziamo quali prontezza, agilità, rapidità sono qualità che l'Homo stupefacentis deve avere per sopravvivere in un ambiente selvaggio come la città. Una città nella quale l'Homo stupefacentis è costretto a girare sempre con gli occhi aperti. Ti avevi da portar via tutta! No! Niente! È giunto il momento, quindi, di rivalutare l'Homo stupefacentis per quello che veramente è. I suoi sensi sono così acuti che sa interpretare quello che gli succede intorno con un livello di sensibilità che va ben oltre la nostra immaginazione. Ha un trotto molto sciolto. Sì, ma gli schienti che avevo tagliati! Per la maggior parte del tempo, l'Homo stupefacentis agisce in branco. Hanno una capacità intuitiva talmente straordinaria che spesso il modo in cui sanno comprendere le intenzioni l'uno dell'altro sembra al di là di ogni spiegazione logica. Ma ti sei deficiente, sei merito! Dai, prima che venga fuori, no? Oh, ma stava di Aiuto! Ti ho detto un casavide piccolo di chi ha, ti fa prendere. I più giovani imparano dai più vecchi, più dotati di esperienza, così che tutto il gruppo opera come una squadra unita e altamente specializzata. Però bisogna che ti metti 10 euro che quando metto la roba dopo. Adesso te ne danno! Questi Homo stupefacentis da piazza sono eccezionali. Seguono e tentano di abbattere la più formidabile e pericolosa di tutte le prede umane, una Senex pensionantis. Questo esemplare fa parte di una delle grandi mandrie che una volta al mese migrano verso gli immensi pascoli postali per procacciarsi i vettovagliamenti pensionistici. I branchi di Homo stupefacentis sono la loro ombra da decine di anni. Per affrontare una simile preda, l'Homo stupefacentis si affida moltissimo al lavoro di gruppo. Si spostano intorno alla Senex pensionantis, valutando la mandria e cercando l'esemplare più vulnerabile, quindi più facile da abbattere. Aumenta la pressione. La Senex pensionantis è provata, sia fisicamente che psicologicamente, ma la lotta diventa sempre più dura. Le Senex pensionantis hanno imparato a difendersi, spesso lottano sino alla morte, quindi abbatterne una non è solo difficile, ma è anche pericoloso. Se la Senex pensionantis riesce a riguadagnare la sicurezza all'interno della mandria, allora dovranno ricominciare tutto da capo. Le prede, infatti, possono essere sparse su aree molto ampie e gli Homo stupefacentis devono saper cogliere anche la più piccola opportunità che si presenta pur di procacciarsi di che vivere. Viento, muovite, muovite! È una macchina aperta, muovite, muovite! Qui un esemplare ha lanciato il segnale, un mezzo di locomozione incustodito. L'intero branco si mette all'opera. Come in qualunque caccia, il primo passo è individuare il punto debole e agire con estrema rapidità, senza dare nell'occhio. Il veicolo sembra difficilmente forzabile,
Esausto, l'Homo stupefacentis sta per desistere. Dove va? Muovite! Dove va? Muovite! Dai! No! Dai che andiamo! Non parte! Ma Non, che arriva è pua! non parte! Basta! È una dura lotta contro il tempo, ma alla fine riesce ad avere la meglio e a fuggire vittorioso con la preda. Non sempre però la caccia può avere un simile epilogo e spesso in una simile situazione un autoradio rappresenta una preda di più facile portata. Devi bloccare queste leggi! È Genovetta, è Gena! Nemo, muoviti! Muoviti, andiamo via, muoviti! Nemo! Muoviti, l'ho trovata! Asciti, dai! Fermiti, bastardo! Fermiti! Accade poi a volte che la stagione sia talmente misera da vederlo costretto ad avvicinare degli esemplari di Homo normalis per chiedergli dei piccoli contributi utili a viaggi ferroviari o altri quotidiani vettovagliamenti. Ti dà €1 per piacere. Ti dà €1, Enzo! Signora, dà €1! Bisogna guadagnarlo. Non guadagnarlo, €1, niente! Ma l'Homo stupefacentis è talmente malleabile che si adatta di volta in volta alla situazione che incontra. È questo il suo segreto. Signora, posso fargli una domanda, signora? Egli non ha un unico terreno di caccia e neppure un'unica tecnica. Compreremmo sta penna per solidarietà. Scusa, posso farti una domanda? Certo. Compreresti sta penna per Perché? solidarietà? Partì? Lo possiamo vedere indistintamente impegnato in simulate operazioni di solidarietà, così come per contro lo possiamo vedere come adesso intento a cacciare nelle grandi praterie commerciali, abilissimo ad insinuarsi tra gli scaffali, aspetta paziente il momento più opportuno per colpire e quando decide di agire fa letteralmente incetta di prodotti e viveri di qualsiasi genere. Ho solo questo. Siamo insieme, siamo insieme. Coraggioso, astuto. L'Homo stupefacentis non fa tanto caso ai confini o a qualsiasi opera di demarcazione e difesa innalzata dall'Homo normalis. Egli non si ferma di fronte a nulla pur di arraffare una preda. Questo esemplare ha scelto una villetta isolata. Da giorni si è appostato nascosto tra la boscaglia per studiare paziente la situazione. Dopo aver demarcato più volte il territorio, si sente pronto ad entrare in azione, ma alle sue spalle sbuca un altro esemplare del suo branco, che evidentemente ne ha seguito l'odore. Cosa ti fa? No, l'ho visto prima mia roba mia. Il primo Homo stupefacentis dà inizio ad una danza intimidatoria per cercare di allontanare il rivale. C'erano prima a me qua. Vanno spanissi, se non ti spanco in testa, tocchi, ti capito? Ma questi non sembra minimamente intenzionato a lasciarsi sopraffare. Ah, ma via! I due iniziano una lotta furiosa e solo dopo aver ribadito la propria leadership e aver allontanato l'avversario, l'Homo stupefacentis può tranquillamente dedicarsi a raggiungere il proprio obiettivo. Capita a volte che qualche esemplare cada vittima di uno strano stato di tensione. Questo avviene quando per troppo tempo l'Homo stupefacentis non ha assunto del cibo. Diventa così vitale per lui trovarne immediatamente, anche se spesso non mancano le sorprese. Ah, ma che succano! E chi se che ha detto che c'era qualcos'altro? Egli sa dove può trovarli, ma a volte barriere metalliche ed allarmi gli impediscono di passare. Oh, la farma! Oh, Ma egli non può demordere
è disposto a percorrere chilometri pur di raggiungere il suo obiettivo. E quando finalmente ne viene in possesso, ne fa larghe scorte per i periodi di magra. L'assunzione del cibo gli accentua quel suo particolare stato di dormiveglia e di intorpidimento. È una condizione che può durare ore. In questo stato onirico, che gli studiosi in gergo definiscono trip, egli può avere apparizioni, allucinazioni e può giungere addirittura a visioni estatiche. La fertile fantasia dell'homo normalis ha intessuto miti e leggende spaventose intorno a lui. Ove sia la verità, forse non lo si saprà mai. Di certo, l'homo stupefacentis continuerà misterioso, infaticabile e temuto nella sua inarrestabile caccia. Task and ask for compensation. There's a little he would ask. Take a woman like you to get through to the man in me. Storm clouds are raging all around my door. I think to myself I might not take it anymore. Take a woman like your kind to find